No, perché ho detto non lo so perché siamo stati invitati anche noi. Ah, ecco. Sì, sì. Questo che cosa sono? Graffette. Graffette il dolce, fatte in Fatte a casa. mano. Perfetto. Sono ancora calde, Allora, quindi è tutto pronto per il pranzo. Sperando che ci Allora, me la ci sono a me oggi. E lo sappiamo, dobbiamo consegnare? Dovete entrare dentro. Ok. Dentro, dove entrare dentro? Dove? Sì. Di qua allora. Allora fate voi. Signora, da qua. Il di lei è chiuso, non abbiamo le chiavi purtroppo. Va bene. Siamo pronti? Anna? Dov'è Anna? Allora, eccoci qui con Teresa Lucianelli. Questo pranzo per i senza tetto conclude, diciamo così, questo è un evento conclusivo di questo maxi evento più grande di Insieme per il Territorio. Natale d'amore insieme per il territorio si conclude infatti oggi con questo bellissimo pranzo organizzato dalla parrocchia di San Gennaro al Vomero, guidata magnificamente, davvero in modo molto concreto e molto Massimo fattivo, Ghezzi. da padre Massimo Ghezzi, che è davvero un grande. Scusatemi se sono molto, no, non sono di parte, sono diretta, perché effettivamente è un sacerdote che ha molto da dire, ma è soprattutto un sacerdote che fa tantissimo, è un sacerdote operativo, è un guerriero sotto questo aspetto. Ed è questo per me è un dato importantissimo, perché dà dei segnali di concretezza della Chiesa Cattolica, e per noi è un grande recupero di valori anche questo, perché la socialità non deve essere mai trascurata, anzi deve essere obiettivo principale, unita alla spiritualità ovviamente. Per noi di Insieme per il Territorio, tu sai che la serie di eventi enogastronomici d'eccellenza che io guido sempre con scopi solidali, è stato un onore poter affiancare padre Massimo Ghezzi in questa iniziativa con tutta la squadra. E approfitto, perdonatemi, non vorrei sembrare ridicola, ma per ringraziare tutti quanti i componenti della squadra Insieme per il Territorio, che hanno reso possibile ancora una volta un'operazione socialmente utile e soprattutto nel nome del bene. Allora, dunque, eccoci qua in questa intervista plurima, in questa multipla intervista. Oserei definire questa intervista ammucchiata, questa ammucchiata intervista. Allora, adesso abbiamo sempre Carmela Iorio, che è sempre la campionessa in carica di pizza fritta, che stavolta ha portato i timballi con la scarola. Quindi quanti timballi? Ho portato 2 pizze maxi piene di scarole, okay. Sì. Poi abbiamo il responsabile del progetto Abitiamo, Antonio Messina E il coordinatore Lello Facchini.
Abbiamo poi la nostra Teresa Lucianelli, la nostra Virginia, che praticamente per il territorio. per il territorio, e poi abbiamo la sciabolatrice, la sciabolatrice Paola Fiorentino, che Pensando che sia Paola Fiorentino che Carmela Iorio fanno parte della squadra di Insieme il Territorio e sono qui proprio in rappresentanza di tutta la squadra. Ma vuoi intervistare tu? Scusami. Volontari, italiani volontari della parrocchia. Hanno partecipato tutti, ma Siamo tutti uguali, questo è un cavolo solo. C'è del maiale della bagna i primi? C'è del maiale? Non ce ne andare. Siamo quasi pronti. Abbiamo la festa, dici tu. allora, dunque, da chi iniziamo? Allora, Carmela, tu hai portato sti due maxi timballi per questa cosa. Qui è la giornata, la mattinée conclusiva di questo Natale d'amore. Insieme per il territorio. Adesso siamo quando ne abbiamo oggi? 11 gennaio mi pare, è vero? Quindi praticamente, insomma, con l'11 gennaio noi, questo è l'atto conclusivo con cui noi completiamo il tutto. Stiamo più tranquilli. Ci siamo? Ok, allora, senza metterci in piedi, chi sta seduto resta seduto. Preghiamo tutti insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora affidiamo al Signore questo nostro nuovo anno, questo il pranzo ormai che vuole essere di inaugurazione e di auguro per il nuovo anno. Lo affidiamo a Dio con il Padre nostro, che è la preghiera di tutti, sia credenti, cristiani, sia non cristiani, è la preghiera che ci rende tutti figli di Dio. Allora, tenendoci per mano, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in
Possa la luce di Gesù illuminare il nostro volto e il vento dello Spirito Santo essere alle nostre spalle. Possa la via della carità guidare i nostri passi. E Dio, che è Padre e Madre, portarci nel palmo delle sue mani. Nella nostra vita, in questo nuovo anno, tutti quanti ci impegniamo a prenderci tempo per amare, non solo per ricevere, ma per donare, a prenderci tempo per sorridere, perché il sorriso è la musica dell'anima, ma soprattutto a prenderci tempo per amare Dio e amare gli altri, ognuno secondo le proprie possibilità, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. E vi benedica Dio, onnipotente dell'amore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Affronta la vostra associazione il progetto dei senza tetto? Noi da 2 anni ormai facciamo il nostro servizio qui in parrocchia, come dicevi questo è l'atto conclusivo annuale, è il quarto e quinto anno forse che facciamo il servizio all'interno della parrocchia, ma ogni giovedì e ogni sabato dei locali parrocchiali che sono attigui alla parrocchia appunto svolgiamo un servizio dove facciamo la doccia, quindi diamo loro la possibilità di poter avere degli indumenti nuovi, soprattutto intimi sempre nuovi. Questo ogni giorno lo fate? Lo facciamo il sabato. Quindi una volta a settimana i senza tetti hanno la possibilità di lavarsi, di cambiarsi, di mettersi degli indumenti nuovi. Perfettamente, oltre a fare colazione e oltre a fare il pranzo, quindi li serviamo dalle 8:30 del mattino fino alle 13 del pomeriggio. Il giovedì invece, sempre tutte le settimane, compresi i festivi, diamo un servizio soltanto quello che è l'accoglienza per il pranzo. Ma la cosa più importante che cerchiamo di dare ai nostri amici non è tanto il cibo materiale, come dicevamo poc'anzi, non solo il cibo materiale che è importante, ma nessuno di loro. Il sostegno è il farli sentire persone. Questo è il nostro obiettivo, la nostra mission, è far sentire le persone. Ecco, soprattutto coloro che sono in una situazione nella quale vivono la giornata e veramente si azzuffano per pochi centesimi piuttosto che per un paio di scarpe. Non tutti, però parecchi di loro hanno la possibilità di poter con noi sentirsi delle persone che in qualche modo li conosciamo per nome. Ecco, li conosciamo per nome, spesso anche per cognome, e quindi proprio li aspettiamo. Ovviamente il vostro intento è quello di aumentare i giorni alla settimana di assistenza a questi Assolutamente, il nostro intento è quello, è la necessità di cui abbiamo, se ora mi chiedeste di cosa abbiamo bisogno di persone che ci diano una mano. C'è un appello a chi ci ascolta. Un appello a chi ci ascolta, ci diano una mano, ma non una mano, sì lo voglio fare, poi finisce lì, ma una mano concreta, materialmente, a togliere il proprio tempo. Con Lello, che insieme coordiniamo questa situazione, ci impegniamo veramente affinché possiamo tutti essere partecipi a questa attività. Infatti Lello può ampiamente essere...
Bello, qualcosa da aggiungere? Sì. O qualcosa da togliere? No, sicuramente da aggiungere, perché già non abbiamo la possibilità di continuare a fare quello che vorremmo fare di più, per cui è giusto precisare che in questo momento siamo appena 9 gruppi, 4 del giovedì e 5 del sabato, quindi l'impegno è una volta al mese in media. Abbiamo bisogno di volontari per far capire che questo impegno esiguo deve essere preso volontariamente, con l'impegno preciso di seguire queste persone. Sì, ma voglio dire, avete anche bisogno, insomma, di un appoggio economico, perché comunque l'acqua costa, gli indumenti nuovi costano, quindi non è solamente un impegno solamente volontariato, dove presto la mia... dove prestano la vostra opera, ma avete bisogno anche magari, che so, di qualche fondazione che vi appoggia, insomma, cioè concretamente, no? Sarebbe proprio la migliore cosa, perché avete messo proprio il dito nella piaga. La Chiesa già si assume la responsabilità finanziaria di comprare ogni mese tutto l'intimo da donna e da maschio da distribuire il sabato, perché deve essere nuovo. Gli abiti invece ci appoggiamo ai benefattori, ai quali comunque dobbiamo sempre evidenziare che devono essere di coscienza, perché arriva roba di tutti i tipi, di tutte le cose, per cui noi roba che buttano, e quindi invece di buttarla, troppo buttare, perché noi nella selezione che facciamo dobbiamo leggermente tener conto che queste persone sono degli esseri umani come se fossero persone di famiglia, per cui così vanno trattati. Da precisare che la spesa culinaria dei giovedì e dei sabati la sosteniamo ogni gruppo presente, quindi al di là del servizio Caritas al quale noi possiamo attingere, perché ci sono anche dei benefattori commercianti che fanno arrivare la pasta, che fanno arrivare l'olio, lo scatolame, però noi dei gruppi che ci dividiamo in questi giorni abbiamo bisogno dei secondi, dei contorni, della frutta, del pane, che sono viveri ai quali dobbiamo per forza attingere giornalmente, non possiamo andare in Caritas a prendere il pane di una settimana prima, e questi sono costi che sosteniamo noi volontari. Insomma, abbiamo una tabella che dopo possiamo inquadrare in modo che i telespettatori possano sapere quello che serve realmente. Chi vuole contribuire chiaramente è ben accetto, anzi lo ringraziamo in partenza. No, voglio dire, insomma, che la nostra è la civiltà dello spreco, e quindi è assurdo pensare che la civiltà dello spreco abbia poi, diciamo così, queste frange di persone, esatto, che non riescono, cioè che riescono solamente a mangiare 2 volte a settimana su 7. Sì, bisogna anche però precisare che da noi i giorni sono stati scelti in base ad un turno che fanno anche le altre parrocchie e gli altri centri, quindi noi siamo riusciti a coprire i giorni mancanti della settimana dove queste persone non avevano possibilità di mangiare. Questo ovviamente per quanto riguarda la municipalità Vomero Arenella, perché per le altre municipalità sono organizzate in modo diverso. Da tenere presente però che solo noi della parrocchia di San Girolamo abbiamo la possibilità anche di fare le docce. Le altre parrocchie invece hanno solo la possibilità, per un fatto strutturale, non perché non lo vogliono fare, di distribuire solo cibo. Invece noi questi piccoli ambienti che sono stati creati, 2 purtroppo, perché sono pochi, perciò dico purtroppo, li abbiamo adibiti anche a bagni e a docce. Siamo l'unica parrocchia dove possiamo fare anche le docce per queste persone. Perciò il sabato è importante. Voglio sapere quanti senza tetto conta questa municipalità qua.
No, allora, diciamo che noi raccogliamo un po' tutti, non c'è il senza tetto della municipalità Vomero piuttosto che il senza tetto della municipalità Posillipo, anche se non c'è, probabilmente. Diciamo che noi accogliamo mediamente il sabato circa una 50-60 persone tra pranzo e servizio doccia, mentre invece il giovedì, essendo infrasettimanale, la numerica è un po' più bassa, ma sono comunque una ventina di persone. Tenete conto che mediamente ogni settimana copriamo circa un centinaio di persone. Negli ultimi anni questi senza tetto sono aumentati, sono rimasti stabili, sono diminuiti? Allora, l'idea che ho io è che sono un po' rimasto stabile, ma l'idea che mi sono fatto in questi 2 anni di servizio che stiamo svolgendo, io mi aspettavo più persone che venissero, diciamo, extracomunitarie, dove ci sono i nostri amici di colore che vengono da noi a pranzo dopo che hanno praticamente fatto un po' il lavoro che fanno di elemosina fuori dai negozi, ma la maggior parte delle persone sono italiani, se non napoletani, perché sono persone cadute in disgrazia. Oggi anche separarsi da una moglie piuttosto che perdere il lavoro a 50 anni ti porta in una situazione di disagio totale. Ma c'è gente che dorme in auto. C'è gente che dorme in auto. Già fortunata a dormire in auto e non nei cartoni. Ma abbiamo anche persone che sono qui al Vomero che praticamente abbiamo accolto, abbiamo invitati, ma che sono un po' diffidenti, perché occorre anche una certa psicologia nell'approcciare queste persone, perché a volte spesso l'idea che uno ha è: faccio il volontario, ho la possibilità, vado vicino alla persona che sta in difficoltà e lui ha bisogno di me. Non è così, perché molto spesso queste persone hanno bisogno di essere amate prima di essere, compiatite. Allora è importante avvicinarsi con un piglio psicologico molto molto particolare. Ci sono persone, come dicevo prima, qui, che non sono ancora riuscite a coinvolgere e che dormono per strada e non vengono neanche a mangiare. Addirittura persone che vogliono mangiare da sole perché non amano stare insieme ad altre persone. Ed è un mondo veramente completamente diverso, è un mondo parallelo, io lo chiamo il mondo parallelo. Questi senza tetto ho avuto la sensazione che chi perde la casa, chi perde il lavoro, chi perde i beni materiali, poi a un certo punto ha anche dei cambiamenti a livello psicologico, quindi praticamente c'è un'alterazione mentale, psichica in queste persone. Diciamo che l'idea che mi sono fatto è che spesso si arriva a queste situazioni gradualmente nel corso degli anni. Perdere il lavoro, perdere la casa può capitare a tutti, perdere la famiglia può capitare, però ovviamente l'aspetto psicologico è quello che poi già alla base evidentemente è un po' carente, per cui già magari probabilmente hai qualche problemino tu, poi la vita ti dà delle difficoltà che ti fanno completamente cadere e poi ti avvicina a situazioni tipo l'alcol piuttosto che la droga, dove poi non esci più e incominci a entrare in un tourbillon di situazioni che praticamente non sai più come uscirtene. Incominci a frequentare, sicuramente ci sono molte case di accoglienza dove dormono, dove sono persone che dormono, ma ovviamente è sempre un palliativo temporaneo, perché comunque la sera vanno e il giorno dopo devono riuscire per strada e spesso sono tutti con i loro bagagli, con le loro valigie dove contengono tutti i loro averi. A volte per scardinare questa situazione con certe persone è stato difficilissimo. Togliere una busta a una persona che non ha niente è come togliergli a una persona normale la casa, è una cosa assurda a credersi. Abbiamo avuto delle difficoltà incredibili, perché ci domandavamo: ma com'è possibile? Tu vieni qua a farti la doccia, a mangiare e ti porti appresso 5-6 bustoni? Quella è la mia casa, io non posso lasciare da nessuna parte. E il guaio, e il problema, e questo dicevo la povertà proprio assoluta, è che se tu la lasci per strada, anche quella roba che sta all'interno di quelle buste può essere rubata. E questa è la cosa che veramente diventa allucinante, veramente.
Grazie, veramente è un'apertura, uno squarcio su questo mondo che si conosce poco. Vogliamo dare dei riferimenti? Sì. A chi si devono rivolgere? Sì, allora, per quanto riguarda la parrocchia di San Gennaro al Vomero, potete tranquillamente venire ogni giorno in orario di segreteria aperta, chiedere di Antonio Messina, che sono io, o di Lello Facchini, che è lui, e chiedere praticamente in che modo possono dare una mano lasciando il vostro numero di telefono, sarete ricontattati tranquillamente. Oppure venendo in parrocchia, potendo fare una donazione, perché ovviamente ci serve, oltre che l'aspetto, come dicevamo prima, materiale, anche l'aspetto economico ci aiuta a sostenerci, portando anche generi di prima necessità. Qui abbiamo ad esempio una sorta di quello che è le necessità di cui abbiamo. Qua ho suddiviso ciò che abbiamo bisogno come food e come non food, per esempio. Qui è scritto la nostra mission, di qual è il nostro obiettivo che vogliamo raggiungere, e qui è la nostra organizzazione, come dicevamo prima, dei 9 gruppi, i gruppi del sabato e i gruppi del giovedì, in modo che sappiamo già ad oggi chi deve fare cosa ad aprile, in modo tale che possiamo organizzarci. Ottimo, allora Paola Fiorentino, guardiana della pace di Assisi. Sì. Adesso fai la tua sciabolata. Io mi esibirò a fine di questo pranzo con una sciabolata e dirò salute, bene e champagne. È quello che auguriamo a tutti per questo nuovo anno, perché ci sia sempre amore per la vita e solidarietà anche in questa giornata, e che affinché poi tante anime buone abbiano la vocazione a fare del bene, ad aiutare il prossimo, e quindi a venire qui alla parrocchia di San Gennaro a Vomero per prestare la propria opera sia fisicamente che spiritualmente, perché come diciamo ricordiamo che bisogna interagire con queste persone, andare in empatia. Questa è la cosa principale, perché se riusciamo ad andare in empatia con queste persone, a trasmettere la nostra energia positiva, abbiamo fatto bingo. Grazie, allora ti riprenderemo per la sciabolata. Senz'altro, senz'altro. Ciao, a presto. Arrivederci.